Siamo con Gabriele Tella, il mister del Breganze, un risultato che vi punisce forse oltremodo, una partita gagliarda, l'avete quasi sempre ripresa e riportata diciamo sotto come squadra, è un peccato, anche perché eravate rimaneggiati oggi. Sì, al di là del fatto che eravamo rimaneggiati, che alla fine non conta niente, le nostre occasioni le abbiamo avute e vorrei dire che forse occasioni nitide anche un po' di più dello Scandiano, vorrei dire. Diciamo che la percentuale realizzativa è stata più a favore dello Scandiano, più lucidi davanti alla porta, noi abbiamo peccato abbastanza davanti a Raveggi che secondo me ha fatto una gran bella partita. Sì, grandi prestazioni, tanta sfortuna, soprattutto nel primo tempo, 3 pali interni li abbiamo contati, quindi poteva incanalarsi in maniera diversa, poi però quando eravate anche sotto di 4 gol non avete mai mollato di un centimetro e forse è quello che deve far più piacere. Certo, sì, c'è stata la reazione, però nel momento che accorciavamo dopo prendevamo subito un altro gol, quindi veramente in partita ci siamo stati poco, il secondo tempo intendo. Il primo tempo non abbiamo fatto male, è un po' sfortuna, sì, sicuramente. Sta il fatto che avete veramente una fucina di talenti infinita e ne vengono su veramente bene. Sì, beh, sono contento insomma dei ragazzi, anche oggi mancando 2 esterni e un portiere, comunque abbiamo fatto la nostra degna prestazione in A2 insomma, per cui no, sono contento, l'anno prossimo ci saranno altri ragazzi che arrivano in 19 che sono promettenti, per cui la via è questa. Grazie.